Giorgio Tronca, prima il Veneto. Ecco, ora, praticamente ho ascoltato tutto, ho seguito con interesse tutto quanto quello che c'è stato detto stasera, guardando anche tutti i servizi, ottimi servizi. Cosa continuo a notare? Ho notato che si parla parecchio di elezioni, province, si parla ancora di province. Ma come si fa a parlare ancora di province? Mica che va le province, quanti anni si che va? Io non mi ricordo neanche più quanto Tolto i tempo cartelli dalle che si è porte. passato, cioè, Solo adesso si quello parla importa. che manchi skate in provincia. Vuol dire che skate che serve ancora, poi che non guiderai skate in provincia, no? Probabilmente siamo gli altri. I suicidi è un problema che bisogna veramente dargli importanza. Ognuno degli altri può esprimere la propria idea, il proprio parere. Secondo me stiamo perdendo, anzi, stiamo stiamo veramente perdendo il concetto di famiglia. Il concetto di famiglia è una roba tanto semplice, ma l'importanza che è basilare. Allora, una famiglia vuol dire stringersi a mano, abbracciarsi, vuol dire darsi un bacio, vuol essere bene, vuol dire essere uniti. Adesso purtroppo con i ritmi che siamo costretti a portare avanti, non abbiamo più tempo neanche di respirare, cioè mi capisco l'anziano in ospizio, si diventa un punto dove mettere qualcuno che lei è un intrigo per la famiglia, ma non è un intrigo voluto, lei è un intrigo purtroppo portato da una società che non mi permette neanche di aiutarsi in famiglia. La mi costringe a fare robe che sono inumane per concetti che abbiamo gli altri come veneti. E mi parlo da Veneto perché mi ho rispetto per quello che mi ho rispetto per la mia lingua, mi parlo la mia lingua perché questa è la mia lingua madre, la mia lingua madre. È quello che ho ciucciato le tette di mia mamma, come si dice, no? E questa è la mia lingua. Mi viene freddo, sento parlare di Italicum, di Porcello, ma che roba è? Ma che roba è? Cioè, abbiamo bisogno di mettere i nomi latini a delle robe, cioè, C'è anche il veramente, consultellum adesso. non capisco, e continua a tornare, scusami, verso le virgolette, anzi non mi metto neanche perché, cioè, continua a tornare per culo come chi ha sempre fatto, e continua a smenarmi, a parare avanti, e dice che si va a votare in settembre, e dice che si fa... Cioè, non che sia più niente di concreto, ognuno fa quello che vuole, l'unico obiettivo è fregarne i skate, non gli interessa della sicurezza, non gli interessa di vecchi, non gli interessa di nessuno di voce dei giovani, dell'educazione, della cultura, della nostra cultura. E lui gli interessa i skate, vabbè, andiamo avanti così, con gli skate, andiamo avanti così. Bisogna che si svegliamo fuori, bisogna che si svegliamo tutti, bisogna che si svegliamo fuori.